Maratona pianistica sul Ponte Vecchio domenica scorsa, protagonisti gli studenti di musica da tutto il Veneto. Ponte Vecchio di Bassano e musica, arte e bellezza che si congiungono, 120 ragazzi e ragazze in arrivo da accademie, licei musicali, conservatori di tutto il Veneto, ma anche da Marche, Trentino e Friuli, si sono esibiti dalle 10 del mattino alle 8 di sera sul Monumento Nazionale. L'occasione, la maratona pianistica organizzata dal maestro Luigi Ferro, che in quest'anno così strano, particolare, difficile, assume un sapore, un significato del tutto speciali. Doppia, rinascita, tripla, non so quante, sia per la rinascita della musica, la rinascita delle persone, dell'incontro e ovviamente la rinascita del ponte dopo appunto il prezioso restauro che è stato effettuato. Un incanto per i tanti passanti che si sono fermati sul Monumento Nazionale per ascoltare queste giovani promesse. La maratona torna sul Ponte Vecchio i prossimi 20 e 27 giugno. La bellezza della musica è lo spirito proprio di questa manifestazione, che non è un concerto come si suole pensare, ma è un po' fuori dalle righe musicali.